RCF Notre-Dame. A quinta stagione, l'ultima opera di Cece Lanfranchi con 130 poesie escerà da qui a poco, pubblicata da a casa d'edizione Le Parti des Oiseaux, una maniera per l'autore in un lavoro spiccato in parecchie parti di Pona Modusoi, un sguardo davanti ai tempi scuri che noi gampiamo, Cece Lanfranchi che è oggi un nostro invitato per parlarne. RCF Courtica. L'invité du jour, Philippe Perrault. Cece Lanfranchi, buongiorno. Buongiorno. Allora, ad esce da qui a poco l'ultima raccolta di vostre poesie chiamata A quinta stagione. Perché A quinta stagione? Allora, è un titolo che indica un disturbo maggiore, infatti sarebbe come una stagione in più che viene mischiata ai quattro altri e che disturba il mondo, certe volte di maniera anche pessima. Infatti è una maniera di ambientare un mondo che è quantunque disturbato nei suoi fondamenti. A tematica sono questi disturbi, ma ti spiegato un po' il vostro lavoro? Allora, se volete, c'è un po' di tutto in un libretto, ci sono adattazioni di poesie oppure di canzoni francesi, italiani, anche una poesia araba, eccetera, eccetera. Ci sono creazioni libere di radio, poesie indipendenti gli uni dagli altri, e poi c'è 4 librette tematiche che raccontano storie da gente, di persone. E in due giustamente vengono si disturbi, in due ci sono avvenimenti che ci ambottano la vita di la gente, ce n'è una che tratta di Ioannari, una che tratta di passioni, una che tratta di l'Odissea e una che tratta di Ragnarok, di miti germanici scandinavi. Allora, perché questa mitologia scandinava? Perché è una mitologia interessante in due avvini di tempi, morino i dia, mica solamente la gente. Sono dia che sono mortali, che muoiono tutti o quasi tutti, a un momento dato in dove tutti i potenzi si affondano, e questo senso di Ragnarok, dunque è dopo la morte di queste divinità che diventa un mondo nuovo, un mondo rinnovato, vale a dire che da un ambiente caotico sorge un altro ordine. Allora, c'è di nuovo l'Odissea, questa è una tematica importante per voi? È una tematica, una tematica che tocca un Mediterraneo, dunque abbiamo qualcosa in comune. Massimo si pensa che, secondo certe teorie, Ulisse sarebbe anche un Bonifacio. E poi qui di noi è una tematica di disturbo, la vita disturbata di una persona che rientra in casa sua. C'è questa dinamica che vi dice radio. E poi c'è la passione di noi, che non conosciamo, per posto che avete lavorato con Gori Disarte andando a questa tematica qui. Ieri allora è diata un catinaccio, posto che con Gori Disarte, poi ci sono pezzi di noi qui, poesie che non sono mica stati musicati, che non sono mica stati cantati, e qui di noi è un soffrimento di un uomo, soprattutto di un uomo. Io mi sono sguardo di più andando all'uomo che andando al supposto di Dio, perché innanzitutto è una storia di un uomo che soffre per via di un impegno che dà avuto. C'è una dimensione spirituale in questi 4 libretti, quantunque? Io sto cercando sempre di affermare all'uomo più che andando a altri affari, andando ai divolezzi più che andando ai vorti. L'uso di dire che a passioni come da concepita è buttata di più a Gesù che a Cristo. Ecco. E a mezzo dunque ci sono piccoli passaggi, passi e veni, deri e doggi ed umani. Ci sono poesie diverse, che non sono mica liati da una tematica, creazioni che sono venute così a gallo, secondo le circostanze, momenti, situazioni, avvenimenti che mi tocco di maniera più o meno sensibili, o cose, impressioni che sono venute così, che si cerca di trasmettere con questa forma poetica, proprio con una razza di mischio. Sul libro, ad esce con le Parti des Oiseaux, lavorate da poi un pezzo insieme. È un pezzo che ho trovato con Simone De Muro Antona, che si occupa di Parti des Oiseaux, e poi quest'anno in un libretto ci sono un po' di collaborazioni, ci sono 2 anziani
elevi che sono avali in arti plastica in Sartè, che hanno contribuito con i pochi di disegno, e c'è un mio amico Filippo Poitvin che ha messo un po' di di fotografia al servizio di un libro di noi. E dopo, allora, te ha pubblicato Stracci di memoria qui con le Parti des Oiseaux, un'adattazione in corso di Corto Maltese di noi, e perché ti hai aspettato sul tempo qui? Perché l'ultima raccolta di poesie ci arriva più di 20 anni, perché ti hai aspettato tutto questo tempo? Beh, perché infatti ce n'erano i pochi che erano sparti, che certi sono stati cantati, d'altronde, e poi c'è forza sul tempo di trovare una coerenza un racconto e poi di proporre quantunque qualcosa di abbastanza tipo, e poi ci sono poesie che sono venute così a giorni dell'anno, e poi forza che qua tematica della quinta stagione di questi grandi disturbi oggi a Corsica ci dice parecchi affari che faccio che un momento, allora può essere anche per disgrazia, è un momento che chiama un po' di espressioni. Chi è il vostro parere per compiere la poesia a Corsa oggi? Beh, è sempre appena lo stesso, non c'è sempre salire stretta tra poesia e canto, penso che lui sono difficili a spiegare, così all'origine uno scritto non mica obbligatoriamente educazione a essere cantato, e questa lei qui c'è una particolarità, penso che è una particolarità corsa, che il registro poesia è forse di più letto in Corsica che in Altrundo, è un registro che è appena incalata quantunque, invece di grammazzina o canto è qualcosa che è sempre approdato. Quando esceria sul libro? Allora, stamattina, tra luglio e agosto, penso, poco presso, il tempo di messa in stampa di ultime riletture di correzioni, ma tutto è fatto di già, stamattina dovrebbe essere disponibile. E qualche iscritto saranno già domandato, tra virgolette, da gruppi o contatori, no? Allora, certi mi erano stati domandati già qualche tempo fa, ma una gran parte non hanno né musiche né proposte di musiche, perché di fatti una bella parte di questi non l'hanno visti. Dunque, non avendo li visti, domanda ne posso trovare, ma può essere che quando dicerà un libro qualche sia ne fa qualcosa, tanto si vedrà con ciò che si domanda. E frattempo travagliate a una seguita o a un altro un romanzo o un'altra raccolta di poesie, forse? Ci sono i pochi altri progetti veramente diversi, ma è veramente qualcosa che è andata a Paraguay, è andata giusto dal punto di l'idea di qualcosa, non c'è mica una strada precisa che è divinita, ma un cervello budi e qualcosa potrebbe essere di nuovo, spero. A ringraziarvi.